Paolo Rocca, direttore tecnico dell'area scientifica di ARPAV. Oggi un convegno in cui collaborano, diciamo così, Istat e ARPAV per parlare di acque. Cosa è emerso e come funziona questa collaborazione? Essenzialmente ARPAV esegue i monitoraggi e i controlli sulle acque, sia superficiali, sia acque profonde, acque marine, e poi emana dei dati. Questi dati vengono ripresi da Istat e vengono elaborati e pubblicati dopo sui canali Istat dedicati. Quindi qual è la situazione delle acque qui in Veneto? Qual è la situazione delle acque balneabili, visto che ormai siamo in piena estate e la temperatura invita a bagnarsi? Sì. Allora, innanzitutto si deve dire che tutte le spiagge del Veneto hanno acque balneabili, quindi è un risultato molto positivo e frutto di un grande lavoro anche delle strutture che operano all'interno del territorio veneto, non ultimo la funzionalità dei depuratori che svolgono un'azione veramente fondamentale per dare al Veneto delle acque balneabili, quindi su tutte le coste balneabili del Veneto. Per quanto riguarda poi la qualità delle acque, abbiamo delle criticità indubbie sulle acque di falda e sulle acque superficiali dei corsi d'acqua, nonché un lago, che è il lago di Fimon, che per le sue caratteristiche non ha acque ecologicamente buone. Per quanto riguarda le criticità che noi abbiamo delle acque sotterranee, abbiamo due elementi importanti, uno in provincia di Vicenza che coinvolge anche la provincia di Padova e di Verona per la presenza dei PFAS, sostanze perfluorate, un'altra in provincia di Treviso per la presenza di mercurio nelle falde profonde attorno ai 250 metri. Per quanto riguarda i corsi d'acqua, anche qui abbiamo essenzialmente una qualità buona dei corsi d'acqua, a parte alcuni corsi d'acqua che ricevono acque da scariche industriali, voglio ricordare il Frattagorzone ad esempio, e poi i canali, i corsi d'acqua vicini alla gronda lagunare, che ovviamente sono gli ultimi e ricevono le acque meno preziose, insomma, ecco.